di Spinetta, brigante piemontese, braccato dai soldati dell'esercito francese. Nella valle dentro un bosco già stato circondato, con l'aiuto di una spia che il suo covo ha rivelato. Che ricopre la vallata, i compagni di Spinetta hanno teso un'imboscata, così il cacciatore è diventato un prigioniero e il pugnale del brigante lo accompagna sul sentiero. I banditi hanno una legge ma non hanno una prigione, per questo le sentenze sono morte a soluzione. E il covo di una banda oggi è il nostro tribunale, ora siedi lì soldato, è il momento di parlare. Da 6 anni sono in guerra, figlio anch'io di contadini. Oggi con Napoleone, prima insieme ai Giacobini. Son partito volontario, credo alla rivoluzione, mentre ora come un cane mordo un cenno del padrone. Quante volte ho cavalcato sotto il fuoco dei prussiani, dalla carica Marengo non tremavano le mie mani. Fino ad oggi il coraggio non m'aveva abbandonato, ma signore lei è un diavolo e Dio un uomo disarmato. Chiamarmi più signore, io non sono un ufficiale. Ora tu ascoltami bene, tocca a me di raccontare. Da Marengo il mio villaggio dista solo poche leghe, la mia gente è stata preda dell'esercito francese. Il coraggio l'ho raccolto dentro le case bruciate, nello sguardo e nella rabbia delle donne violentate. E il diavolo del bosco che ti ha tanto spaventato era solo un contadino che la guerra ha rovinato. Adesso ti dicessi che ero io quella spia e vi ho portato qui per un po' di compagnia. Sono Maino di Spinetta, corri a dirlo al generale, ma stai certo un'altra volta non ti lascerò scappare. Ora è tempo di partire, prenderò la tua divisa, vestito da dragone passerò un'altra collina, perché qui in mezzo alla nebbia e tra i boschi e la vallata io non temo il Bonaparte.